Questi è il numero 14 e suma quindi arriva quasi alla fine della prima serie del nostro settimanale. Difatti al prossimo numero sarà l'ultimo della serie rossa, ma più avanti io direi ancora qualcosa. A partecipo anche stavolta Mario Ferrero, Gipo Farassino, Luisella Guidetti, sì che sarebbe poi me, Ugo Bertinetti, Paulin, Beppe Muncalè, Sergio Bertoldo, Badalin, Piero Ferro e alla fine, dal secondo tempo, Carlo Campanini. Adesso e vado una minuta a seteme perché sta arrivando Mario Castagneri che parlerà anzi nostri cruci. E vi torniamo ancora un argomento che l'hai già toccato qualche altra volta, la lotta contro la criminalità. I nostri codici purtroppo, e anche su sì l'hai già detto, sono pieni al passo con i tempi che viviamo. La nostra polizia, i nostri carabinieri e tutti gli altri uomini preposti alla salvaguardia della nostra incolumità e tranquillità, gruppati a 1000 convenzioni, inibì e soprattutto mal pagati, a fare un po' cosa capello. Ma come vediamo basta neanche, e la delinquenza, come disgraziatamente dobbiamo constatare, si moltiplica e affiorisce come il gran mondo. E un'altra cosa da dire, la malavita di Danchei, alle Pinen formata 4-5 baraba con le scarpe sciancà e il cutel pronto. La malavita di nostri dì è ricca, potente, ben organizzata. Al delinquente anche a girare due pet con gilet, scarpe di vernice, a viaggiare insieme ad automobili di lusso, a godere di protezione potente, a ripar da tutti e da tutti, alla sua stanza di button, a fare balè i buraccio cavello. E noi stiamo a guardare. E lei sempre sostenuto che l'unica cosa che spelnenca tesse è la vita. Però sti nuovi delinquenti, con le ville al mare in montagna e le mantenue con i brillanti e le plisse, sono riusciti a catare la morte, perché con i soldi riescono a pagare anche la morte dei suoi nemici. Si parla tanto di attentati e di bombe che fanno saltenare la povera gente, di estremista nero e di estremista russo. Per me, non è una questione di colore, è una faccenda da sporca vigliaccheria preordinata. Tutto fa parte da un piano per insinuare nell'animo della gente come Dio l'insicurezza, la paura e la sfiducia nella democrazia e nella sua forza. Anche quest'ultimo fenomeno, la violenza inspiegabile e inconcepibile anticampo di football, anche l'urlica dan, che rompo, che distruggo, sono un tifoso esasperato, sono un delinquente comune, pagà per semne paura e per semne sfiducia. Ma se è vero che tutti i gruppi vengono al pento, e credo proprio che anche sti buracci finiranno il ballet, o perlomeno cambieranno teatro. Fino adesso non mi sopportato. Al Vangelo dice, se dà una sgiaffa da una parte della faccia, intendunse, sposa l'altra parte. Ma dopo che l'avremo ciappato due sgiaffe, e potremo ben rivoltarsi, no? E noi, già che lavoriamo, all'impesca che non ciappa il secondo sgiaffa. Alle giusti nella testa, fa il bue e tira dritto. Magari poi più rand come che fanno i citi. Però da un consiglio. Approfitteone e non ma quasi basta, i tubi ormai sono pieni. Corriamo, su presto non c'è tempo da aspettare, ma quanta gente deve ancora salire, è sempre pieno zeppo il posto non troviamo, mai per noi Ferrari. Fatti e cose del Piemonte commentati da Mussù Pautas e Madama Bunin, impersonati da Beppe Moncalè e Luisella Guidetti. C'era Madama Bunin, come va?
Stallo bene. Oh, Cerea Musipautas, va pas mal, grazie. Chi al piuttosto con cul brastei? Ma cosa che fa? A fa karate? Ah, ma che karate! Alle l'artrite, mia cara madama, e piego neanche il braccio, no, han fanno mal del boia. Ma il dottore, la c'ha malo. Ma capisci che lei c'ha malo, altro che? E cosa che la die? Alla dime che sarebbe passato dopo lo sciopero della mutua, dopo quel di medic, dopo aver esaurito le visite a pagamento e dopo aver portato la famiglia in montagna, antan con i primi caudi, all'assicurarmi che il dolore passa. Oh, ma certo che suma proprio malpiasane. Cara madama Bonin, anche come anche, a convenga P, esse da bord, che non a bord, come suma noi. Cosa che vuol dire con sta faccenda di aborto? Che se resta in me che fisso non na, invece tribulesta esistenza disgraziata. Però, patiti a tribù, sa patiti. Capì per esempio il mia? Per essere in salone dell'abbigliamento con i tempi che coroma, hanno avuto un bel successo. Chi è la lendaita a visitare la mia lendaita? Se proprio mi vado a visitare il salone dell'abbigliamento, mi presentare a visitare il salone delle liassi e delle scarpe. E delle volte ma mia che smentia che sono un pensionato. Ma visitare il pas di cateno? A proposito di catè, alla visca l'antorno aumentare la carne. E mi stupisco che con i prezzi che hanno i filetti e le cotlette davanti alle macellerie abbiamo ancora non pensato di buttare in servizio di pulizia o perlomeno una guardia giurata. Sì, le gioiere di Maslea smiu proprio sempre più le gioiere di gioielli. Con sta carca cresca, per papinde se avanti parei. Sì, dai Maslea la carne cresce di perdì, mentre culano i nostri os di perdì a cala. E a tutto sì, che hai giunta certe notizie che leggono sui giornali e a fandri sei cavelli. Per esempio, Musipautas, per esempio? Per esempio, la notizia di quella fabbrica in Nuova Reis, dove il padrone per evitare che i dipendenti stessero troppo a perdere tempo al CES, ha istituito CES a orologeria. Costanza tanca sia una delle sue storie, ma come sarei io in CES a orologeria? Ma è la pura verità, cara madama Bonin, ogni 5 minuti, se il CES le occupa, hai vengi l'acqua e si spalanca la porta. Ma è una cosa madornale, ma è pas possibile. Ma è anche madornale, che sfigura che se un per disgrazia fosse un'ideina di summa così postitic. Hai proprio più un limite a niente. Capia per esempio i rapimenti. Sono come le cirese, una tira l'altra. E intanto i giudici a sciopero, i cancellieri a sciopero, gli ufficiali giudiziari a sciopero e via da sto passo. E pensai che una volta as dizia che la giustizia doveva sempre avere il soccorso, ne? Capisci, giustizia deve avere il soccorso, come Massimo D'Azeglio. E vi ria di un'altra cosa. Ma saccucin con antira tardi come chiel mi perdo sempre il senso del tempo e son torno in ritardo. Cerea, ne si pautas, cerea. A venire a la madama Bonin. E adesso risponduma a Monsieur Mario Castagno da Siuse, che aveva scutè la musica che l'aveva buttata come sottofondo alle poesie di Mario Ferrero insieme ai primi numeri a nostra ca. A strata della canzone Buonanotte, musica Giorgio Lupica con i versi da Sterella, che adesso sarà cantata in italiano da Massimo Poma, anche un utin che le stai perretani ante al piccolo coro dal Maffei. L'orchestra alle cula ad Romano Farinatti. Dietro i monti
quanche superga all'Al Capel. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Ciao Rensin, cosa fai con la borsa sotto il braccio? E c'è sempre il solito curiosi. Cosa non frega della borsa che l'hai sotto il braccio? Come la pie subito, mi chiamava Macparei. Ben, e lo dico. Anche se poi sei già che impentito, perché c'è smacna in casa. Ma guarda che stavolta parlava nen a tua fumna e chiamava Macco se lasant la borsa. Ben, se vuole proprio saperlo, e l'hai libera ad musica. E ti sbuttate a studiare uno strumento e vuole intrend la banda superga? Ma che strumento, ma che banda, e studio canto. Tutti hanno detto che l'hai una bella voce e parei sono dume. Ti? Al cantante? Ma fammi rie. Ti guarda come parli, l'engata invelenata. Al maestro la dime che tu al nuovo Caruso. Lei manca da 2 o 3 mila lezioni e parei per andare a cantare. Un'altra Kurt? Ma fate fur, Gadan, e parli parei perché c'è smacca invidioso. Ma che invidioso! Se sei buono a cantare, forza, fammi sentire qualcosa. Va bene, tacca maestro! E ruppi piatta del marietto a fammi male. Amore, 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 amore. E pitta i pe e ruppi piatta del marietto a fammi male. Amore, 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 e la coda l'embelliò. E la coda l'embelliò e il garoffo già l'odò. Amore, 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 amore. E la coda l'embelliò e il garoffo già l'odò. Amore, 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 e la coda l'embelliò. La mighetuca, che vada la buca, da mamma e ne, e la mighetuca, che vada la buca, da mamma e ne, a pitta i pe e rompi piatta del marietto a fammi male, amore, 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 a pitta i pe e rompi piatta del marietto a fammi male, amore, 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 e la rosa l'embelfiore. La senti che roba? Che voce! Sì, è da di. Ma tua fumna, è contenta che cante? Ah sì, mia fumna è sempre contenta quando devo stare fuori a qua. Parei è tranquilla. E ben, vede che la Madonna l'ha aiutata e ha fatto trovare una fumna comprensiva parei. Se la Madonna vorrei aiutare, alla via Magda non femme trovare al maestro accanto che manda figa le mutande con le sue 2 o 3 mila lezioni. Ma alla fine sarà un vero cantante, magari senza mutande. Tanta desenduma verso il bel e superga la fine al capello. Ciao Rensin e saluto. Ciao fricanda d'un fricanda. Come l'aveva annunziato qualche settimana fa, adesso è presentuma al nostro amico poeta Piero Ferro, che udirà la poesia a nostra ca. Dalle buche delle sirene ven fuori col bruzzone e le bombe arrivo. Recessione, inflazione, integrazione e tante tremende sion. Scapuma masna, antar rifugio più sicuro, a nostra ca. Ti gipo. E piantla lì, guardate alla specie, va bene che la faccia tricolore sindicata sta bene, ma esagera nen là, ma insomma. Oh, ma cosa l'hai dita? Io il microfono duert. Sti scherzi io metto nen, eh? Monsieur e madame, Gipo Farassino. Amici compavesoni, come che gli sapevi l'altra volta, le elezioni amministrative si avvicinano e me garantisco che da una smona sta porter bestialità più grossi e gli sentigli me, proprio me. Amandime che il maestro, del cocchial, aver presentese candidato alle elezioni.
ma sperlo santini der pigrosi, ma proprio il maestro che era sempre tal manciuc da non distingue in mandato pagamento anche e 30 meria. Mondo malaso, ma un po' di serietà ci va in certe cose. Pazienza minuto, carenoso, ma non in giù, ma il maestro no, questa è proprio neva e proprio grossa. Antizzo discorso, era detto che chi era sportivo e che questo pavese ha bisogno di un sindaco sportivo. Ah sì, eh? A Roma è un fiasco nero e noi qui è Roma pinto nero. Ma senza la testa invece del capelli allora non nota. Ma per cosa che più il municipio, per l'osteria, se lo leggeesse gli avrei sempre incendi a fermentazione naturale. Su quello da me, stai per tranquillo. Radko dice che questo per lui è il primo scalino nella carriera politica, poi punterò alla Camera dei Deportati, a sbucare che Montecitorio a sia la cantina sociale Treuma. E qui, miei cari compavesoni, avete divina roba. Sono sicuro che in questa colazione nei miei confronti di me ci sia anche il zampino del parroco, che se non corso metto un'ordinanza, ai fasa spianera gesia e domanda cantel Kyrie Christen meservigli, perché è proprio ora di fornirla con questa istruzione nei miei confronti. E lo so, io lo so che il porco è raso dalla gelosia verso di me e che le paresse comoda di la punza di un maestro al mio posto, ma voi, demograficamente come sempre, vi opporrete e voterete tutti per me e sempre demograficamente si lo finirà a forza da sgioco in po' scambiette paese o mantetti ospedalette, si magari si va, punto e posto. Il maestro, per dare maggiore escremento al suo discorso, era detto che era anche un intenditore di calcio. E ben, e per dirvi con tutta sincerità che è l'unico giocatore che non abbia mai conosciuto nella sua vita, è Piola, e l'unico arbitro cui pioso è Barbaresco, perciò savai vi regolare. Ed è in andamento al porco quando caudisca il prossimo consiglio comunale lo presiederò io all'inferno, perché quello è il mio posto e che Padre Eterno mi manderà. Rispondigli pure a sberleca campanin che Padre Eterno con tutto che gli da fe ora non tempo ad verdemi me sicuramente. Piuttosto, visto che il porco guardis d'essere il rappresentante di Dio in terra, avei di una cosa, che quando Dio non corsa che rosa di rappresentante curiachial, i casi sono due, or cambia rappresentante o non c'ho da rasianda. Ed è con questa ultima considerazione sul nostro parroco che io vi dico di urlare anonimi: viva il nostro grandissimo sindaco!